Pronti? 1, 2, 3. Buono stavolta il segnale. È Uragano Stecca il più svelto con Edoardo Baldi, squalificato. mentre Antonio Greppi prende una buona seconda posizione alla corda con Ur del Ronco. Intanto i primi 200 metri sono passati dal figlio di Loviu in 15,5. Primo passaggio davanti alle tribune con Uragano Stecca davanti a Ur del Ronco, poi il 10 di Boys Gongin che è già terza alla corda davanti all'1 di Vassallo, mentre il treno esterno è guidato da Valle Incantata. 400 in 38 con partenza da fermo, intanto fuori corsa dell'F. Mantiene ritmo abbastanza cauto Edoardo Baldi con Uragano Stecca, 600 metri in 46,6, sempre Ur del Ronco seconda alla corda a precedere Boys Gonghi. Vediamo la scelta di Santomollo, preferisce stare alla corda, sì, viene affiancato da Valle Incantata con Enrico Bellei. Intanto siamo a compimento del primo giro passato in 1,16. Cavalli sulla curva con sempre in vantaggio Uragano Stecca su Ur del Ronco, Valle Incantata che tiene chiuso Boing Gonginga ma avanza lentamente verso i primi. Tanto siamo ormai al chilometro passato da Uragano in 1,17 appena abbondante, secondo passaggio davanti alle tribune con la schiena di Valle Incantata che è presa da Vita Bread, poi all'esterno anche Amelie Pan. Accelera ora qui davanti alle tribune Edoardo Baldi, percorre in 14,8 la frazione. Valle Incantata ora intanto affianca Ur del Ronco che è seconda alla corda, sempre a precedere Boys Going In e poi l'1 di Vassallo in quarta posizione alla corda. La curva viene passata in 15 secco, siamo sulla retta di là con sempre Uragano Stecca a fare l'andatura su Ur del Ronco, Boys Going In e Vassallo. Poi all'esterno sempre Valle Incantata che però è leggera crisi, retta di là passata in 14,5, accelera Uragano Stecca, Ur del Ronco è lì secondo, poi Boys Gongin che fra poco avrà la destra libera, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Uragano Stecca che allunga ancora, percorre all'ultima curva in 14,8, sposta dalla sua scia Ur del Ronco, retta d'arrivo, Uragano Stecca attaccato da Ur del Ronco, poi ancora Boys Gongin ma Uragano Stecca sembra tornato in gran ordine, vince davanti a Ur del Ronco, Boys Gongin al quarto Vassallo, al quinto Valle Incantata. Quindi vittoria per Uragano Stecca, Edoardo Baldi, il training di Roberto Faticoni, la scuderia Corona Boreale. Vediamo il figlio di Love You che come nei tempi belli viene a vincere molto bene, buon secondo di posizione Ur del Ronco che recala ancora punti preziosi Antonio Greppi, terzo Boys Gonging, al quarto lo staccanovista Vassallo, mentre per il quinto a distanza un po' stanca ma ancora quinto Valle Incantata.